Siamo qui a Venezia a protestare per il diritto allo studio perché il Veneto è la regione più imbarazzante sul piano nazionale per quanto riguarda la mancata copertura delle borse di studio. Più o meno 3/5 delle borse di studio che a livello nazionale non vengono coperte sono solo venete, nonostante il Veneto sia una regione che assolutamente non è tra le più economicamente in difficoltà di questo Stato. Solo Padova, per esempio, ha circa 2000 studenti idonei non beneficiari ed è il momento che la Regione Veneto e l'assessora Donazzani in particolare, assessora all'istruzione, si rendano conto che devono dare una risposta. L'assessora per anni ha rifiutato di presentarsi a dei tavoli, anche l'anno scorso in realtà ha mandato solo un delegato. La situazione è ingestibile dal momento che c'è una crisi abitativa in corso, che la carenza di diritto allo studio in questa regione implica anche il fatto che non ci siano alloggi universitari, quindi non solo non arrivano le borse di studio a chi ne ha diritto, ma chi ha diritto a un alloggio universitario poi si ritrova sbattuto fuori dalle residenze a dover cercare affitti in città come Venezia, come Padova, come Verona, in cui si arriva a Venezia, la città con più problemi da questo punto di vista, ma anche a Padova in cui si arriva a 400, 500, 600 euro per un posto letto. Ecco, una persona che ha diritto costituzionalmente a una borsa di studio, a un posto letto garantito, non può vivere in questa condizione e la Regione Veneto deve dare una risposta. Quello che doveva un attimo sapere la